Siamo alla vigilia ormai di un appuntamento molto importante che potrebbe avere conseguenze anche molto pesanti sulle imprese italiane, venete e trevigiane. Il MES, così chiamato, in cosa consiste? Allora, il MES sta per economia di mercato, status di economia di mercato, riconosciuta agli stati. Attualmente la Cina non è riconosciuta come stato ad economia di mercato. Dopo l'11 dicembre in Europa decideranno se attribuire o meno lo status di economia di mercato allo Stato cinese. Questo vuol dire che se passa, la Cina potrà portare i prodotti senza essere appesantita dai dazi. Vuol dire che potrà penetrare ancora di più il nostro mercato, il nostro tessuto sociale. Sono previste perdite per l'Italia di circa 400.000 posti di lavoro, a livello europeo 3 milioni di posti di lavoro. Se passa il MES e viene concesso alla Cina. E sarebbero gravi le ripercussioni anche sull'impresa e sul tessuto economico-produttivo trevigiano, anche perché poi i settori in cui le imprese cinesi sono più forti sono poi quelli tipici anche delle nostre PMI. Assolutamente, perché si tratta di mirare settori che sono quello metallurgico, siderurgico, tessile, chimico e calzaturiero. Quindi circa 9.000 aziende in provincia di Treviso forse non sanno cosa li aspetta dopo l'11 dicembre. Cosa si può ancora fare a questo punto? Noi cerchiamo di fare informazione, perché un cittadino informato è un cittadino che può muoversi, può protestare ed è essenziale alzare la voce.